sia per te o tu rimani? No, no, io non c'ho. Io faccio solo gli onori di casa. Questo è sì, per te. Grazie. Buonasera a tutti, poi presentiamo gli ospiti velocemente. Sapete già, il libro che presentiamo questa sera, Quant'è vero Dio, e trascende un attimo il dibattito tra i credenti e i non credenti, e tra atei, cristiani, laici, laicisti, perché va direttamente al nocciolo duro della questione. Titolo bello scritto in grande, Quant'è vero Dio? E non ci lascia alternative, nel senso che non possiamo fare a meno, dice il sottotitolo, della religione, e la religione è una necessità senza la quale, per citare solo il primo capitolo, inizia così, dice: ha senso la vita? Quindi un grande domandone. Ovviamente parlando di religione l'autore non si riferisce sicuramente all'idea di religione che a volte, anche per la mia formazione culturale, ma anche qualche volta la stessa Chiesa, rischia di trasmettere, cioè una visione un po' comoda di Dio, un'idea di religione più vicina a una dottrina morale o a dei vari precetti, ma piuttosto un'idea di religione in cui l'uomo e Dio si muovono l'uno l'altro verso l'altro per entrare in una dimensione di libertà. Ecco, io da profano, cioè proprio da profano di questi argomenti, l'idea di religione come libertà, e lo dico chiaramente, è il concetto che mi ha affascinato di più del libro. Ed è quasi un paradosso, forse neanche tale, che tali riflessioni avvengano da un laico, o parafrasando il bel inizio dell'intervista di Umberto Curi sul Corriere della Sera, a volte i veri atei, sapendo liberarsi dai falsi concetti della religione, sono più vicini al pensiero di Dio di quanto non siano i falsi credenti. E quindi avete capito che l'argomento è uno di quegli argomenti veramente che cambiano la vita, e quindi è con grande piacere e onore che abbiamo qui questa sera il nostro ospite Sergio Givone, che ci ha fatto l'onore di venirci a trovare. Grazie tante. Se, come si dice il mio Presidente del Consiglio, se mi permettete, do per letto tutto il curriculum del professore, però ne avranno modo di parlare perché è estremamente ricco e avete la scheda, quindi rischierei di fare un elenco, magari anche se avete inutile. Però la cosa che qui non c'è scritto e che ho scoperto è che il nostro filosofo per un paio d'anni anche ha fatto l'assessore alla cultura della città di Firenze. Questo mi ha aperto il cuore perché, pensando a Platone e ai filosofi che dovevano essere quelli che governavano, abbiamo avuto, vero professor Curi, un piccolo esperienza di un filosofo. Io aspettavo anche che lei magari a Padova facesse altrettanto, però ha declinato. Dipende da te. Mentre qui abbiamo poi il professor Curi, che non ha bisogno di presentazioni, lo sapete, è già venuto qui altre volte ed ha affrontato i temi più diversi. Questa sera l'iniziativa, come le altre, le possiamo fare grazie anche alla collaborazione con l'amministrazione di Valdagno, poi ci sarà un saluto al nostro Presidente del Consiglio e grazie anche al prezioso aiuto dello sponsor della ditta Amer, che ci aiuta in queste iniziative ed è sempre presente. Se voleste acquistare il libro del professor Givone, in fondo avete visto c'è un punto vendita. Chi non l'avesse già fatto e fosse interessato a essere informato sulle nostre iniziative può dare la propria mail e noi li informeremo delle varie altre attività che andiamo a fare. Grazie a tutti, parola quindi per un saluto di Avvocato Gasparella, e poi ci sarà l'incontro come al solito, introdotto dal professor Curi,
e poi ci sarà la parte anche riservata alle domande o interventi. Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Lasciatemi prima di tutto allora portare i saluti del sindaco, della giunta e dell'amministrazione comunale a tutti voi presenti questa sera. Voglio poi ringraziare il Guancinet, che è come sempre uno splendido organizzatore di queste serate, e ovviamente il professor Givone e il professor Curi per essere qui presenti oggi con noi. Questa sera sono qui come Presidente del Consiglio Comunale, quindi da persona che si occupa di politica, per parlare di un libro di religione, che parla di religione, politica e religione. Sono esattamente i due argomenti che qualunque esperto di Galateo consiglierebbe di evitare accuratamente parlando a persone non conosciute, per evitare di offendere qualcuno o scatenare litigi. Allora potrei usare questa come scusa per non addentrarmi nel tema della serata, ma in realtà la verità è che la cosa che mi ha colpito di più dalla lettura del libro, oltre che la profondità del tema, è soprattutto la profondità del ragionamento che viene svolto sul tema di questa serata. E questo mi ha portato a una riflessione su cui preferisco soffermarmi piuttosto che andare a cercare di avventurarmi su un terreno, la filosofia, che non è il mio. E cioè la riflessione è questa, che in questo mondo che è sempre più rapido, in questo tempo frenetico che viviamo, fatto di tweet, di informazioni continue, di aggiornamenti minuto per minuto, spesso questo modo di vivere finisce con il presentarci il conto e ci rende più complesso, parlo almeno per me, l'affrontare testi come questo che richiedono tranquillità, pazienza e attenzione. Richiedono una lettura calma e attenta che si soffermi sulle parole e sul loro significato. Una lettura che è completamente diversa da quella a cui magari siamo abituati a fare davanti a uno schermo per contenuti che tra 24 ore saranno contemporaneamente tanto conservati per sempre quanto probabilmente perduti per sempre nei meandri della rete. Ora, avere l'occasione, come questa sera, non solo di leggere un libro di filosofia, ma anche di ascoltare due filosofi che ne ragionano tra di loro, come capita per fortuna spesso nelle serate del Guanxi, e io non credo che sia una cosa che capita in tante altre città. Oltre a suscitare in noi stupore e meraviglia per la profondità e la complessità della capacità di pensiero di queste persone, può essere anche da esempio per cercare di mantenerla e coltivarla in noi, questa capacità, e cercare di soffermarsi a lungo e con costanza sugli argomenti, accumulando anche riflessioni e accumulando anche domande, cercando risposte che magari non siano quella più facile, che di solito è quella sbagliata, o quella data da chi urla più forte. Allora finisco violando magari in contemporanea due regole del Galateo in un solo colpo, però vorrei dire che Dio solo sa se davvero nella situazione attuale non avremo bisogno che non solo noi cittadini, ma soprattutto i nostri rappresentanti sapessero liberarsi da questa schiavitù dei post, degli slogan e del qui e ora, per tornare a riscoprire invece la bellezza del prendersi del tempo per pensare, ragionare con calma, pazienza e attenzione sulle cose, come noi avremo la fortuna di fare questa sera. Buona serata a tutti. Bene, buonasera, bentrovati a tutti. Il protagonista del nostro incontro di questa sera è Sergio Givone, il libro che egli ha pubblicato di recente, e quindi io mi limiterò semplicemente ad un ruolo di supporto, in larga misura coincidente col tentativo di indicare quali sono state, quali continuano a essere, le mie principali impressioni di lettore. Come vedrete, si tratta di impressioni che toccano aspetti diversi di questo libro. Mi riprometto, nel momento in cui ve le propongo, di evidenziare alcuni aspetti che a me sono sembrati centrali di questo libro,
con l'idea di aprire idealmente una discussione alla quale fin d'ora sono invitati tutti i presenti. Aggiungo una nota personale, spero che Sergio non si dispiaccia. Ho il piacere e l'onore di essere amico di Sergio da tantissimi anni e da molti anni di seguirne puntualmente le diverse realizzazioni in termini di un pensiero libero, autonomo, indipendente. Sempre, questa è una caratteristica che ho notato, inquieto, nel senso più letterale del termine, che non trova un momento di arresto o una indisponibilità a rimettersi in discussione, perché è sempre davvero alla ricerca. E questo suo nuovo libro, per chi come me conosceva i libri precedenti che avevano costituito materia di riflessione e anche di studio, si presenta, almeno a me si è presentato, come un libro per molti aspetti sorprendente. E allora, sia pure in termini molto schematici e particolarmente concisi, provo a dire in che senso questo libro si è presentato a me in maniera particolare, anzitutto con la caratteristica di essere un libro anticonformista, controcorrente, per 3 ordini di motivazioni che cercherò brevemente di indicare. È anzitutto un libro controcorrente fino al punto da essere sorprendente per lo stile letterario con cui è scritto. Qui io credo che davvero Sergio Givone abbia potuto valorizzare una esperienza precedente, tutt'altro che dilettantesca, di autore di romanzi. Forse molti dei presenti sapranno che oltre alla produzione più strettamente filosofica, vi sono alcuni romanzi, io ne ricordo soprattutto 3, tutti e 3 pubblicati da Einaudi, che si presentano con alcune caratteristiche peculiari, direi da un certo punto di vista inconfondibili. Sono romanzi in cui Givone collauda la possibilità di una narrazione filosofica, o se volete, io preferisco questa seconda espressione, di una filosofia che si esprime attraverso la narrazione. E credo che la palestra offerta dal lavoro di stesura di questi romanzi si risenta nello stile letterario di questo libro più recente, che va contro le consuetudini della saggistica filosofica italiana, nella quale domina l'abusiva convinzione che un testo per apparire profondo deve essere indecifrabile, che un testo filosofico per poter essere considerato veramente importante debba essere noioso. Ecco, Givone, devo dire, in maniera perfino sfrontata, percorre un itinerario opposto, cioè cerca in maniera particolare di essere chiaro nella scrittura, limpido nell'esposizione dei propri punti di vista, senza proteggersi dietro uno stile letterario artificiosamente lambiccato, e anzi praticando quella che a me è sembrata un'interlocuzione diretta col lettore. Se, come caldamente vi raccomando, avrete occasione di leggere questo testo, vedrete che vi sentite direttamente interpellati proprio mediante questo inconsueto modo di scrivere, questo stile letterario
al tempo stesso pregnante, sapido e suggestivo, ma senza appunto queste espressioni volutamente involute di tanta saggistica filosofica. C'è un secondo ordine di considerazioni che rende questo testo insolito in un panorama filosofico italiano quantitativamente abbastanza ricco, e cioè la scelta del tema di fondo intorno a cui è costruito il libro. Lo ha richiamato anche prima il Presidente del Consiglio Comunale, lo accennava anche Eliseo Fioraso. Il tema è di quelli che ormai, diciamola familiarmente, non si usa più affrontare, non solo perché si teme di violare il Galateo, ma perché richiede una serietà di impegno e, se volete, io starei per dire perfino una sfrontatezza nel voler porre al centro della riflessione e della discussione niente meno che il ruolo del sacro, la funzione della religione, il riferimento a Dio. Non so quanti siano i libri che nel titolo riportano il nome di Dio. Qua non è stata casuale la scelta, in modo che il lettore sapesse fin dall'inizio quale fosse il vero e proprio baricentro concettuale intorno a cui il libro è costruito. In che senso questa è una scelta controcorrente? Perché se voi esaminate nell'insieme, salvo qualche rarissima isolata eccezione, la saggistica filosofica italiana, vedete che si muove lungo due binari, che tra l'altro è proprio vero che non si incontrano mai. Da un lato, per l'influenza in maniera particolare degli orientamenti di pensiero di derivazione anglo-americana, un modo di concepire la filosofia come analisi tecnica del linguaggio, confinando le questioni tradizionali della filosofia nella poesia e nella letteratura, e dichiarando apertamente che quelle questioni non fanno più parte dei termini intorno a cui si deve svolgere l'indagine filosofica. Dall'altra parte una tendenza che mi pare negli ultimi anni si sia consolidata a intendere il lavoro filosofico in maniera autoriflessiva, come indagine sullo statuto della filosofia, una sorta di filosofia allo specchio, dalla quale manca tuttavia il riferimento alle questioni che a ciascuno di noi, credo, vengono in mente quando sente evocare il nome filosofia. E invece Sergio ha proprio il coraggio di dire: riportiamo l'attenzione sulle grandi, intramontabili questioni della filosofia e affrontiamole da un lato con uno spessore storico-filosofico che non appesantisce mai il testo, non si traduce mai in quell'uso terroristico delle note a piedi pagina che invece è così frequente nell'Accademia Filosofica Italiana, ma che è chiaramente alle spalle di ogni passaggio significativo di questo libro. E dall'altro riconosciamo che tra le molte fondamentali questioni che si pongono per la filosofia, quella che riguarda il sacro continua a essere, torna a essere una questione imprescindibile. Ma è, come terzo ordine di considerazioni,
un libro controcorrente proprio per ciò che ho appena accennato, perché si pone una domanda che sembra essere ormai lontana da una mentalità compiutamente secolarizzata, qual è quella con la quale abbiamo abitualmente a che fare, e pone spudoratamente al centro del dibattito, della discussione, il tema del sacro. Il tema del sacro, come dire, riguadagnato alla sua radicalità e quindi, se volete, anche a una sorta di innocenza nel modo di proporla. Devo dirvi che, consentitemi una riflessione confidenziale, questo aspetto mi ha particolarmente colpito perché il mio primo approccio ai testi di Givone, ancora alcuni decenni fa, era a testi in cui Givone affrontava alcuni grandi pensatori della crisi, in maniera particolare un autore come Kierkegaard o autori da Nietzsche in poi, che hanno posto al centro la crisi dei paradigmi di razionalità tradizionali. E l'impressione che qualcuno poteva aver ricavato da questi lavori è che Givone condividesse quella svolta di carattere teoretico di fine secolo che nasce all'insegna del motto nicciano Dio è morto, cioè la piena laicizzazione dell'indagine filosofica. E qui ciò che colpisce, io appunto anche per via della frequentazione dei testi precedenti sono rimasto colpito, è di come Givone sia riuscito a combinare la familiarità con questi testi che compiutamente dichiarano l'avvento di un punto di vista, di una cultura compiutamente laicizzata, e il risorgere dell'interrogativo sul sacro. Sembrerebbe una contraddizione in termini, se Sergio me lo consente, assuma ciò che sto dicendo anche come un interrogativo, come riuscire a combinare il far memoria della lezione di autori come Kierkegaard e Nietzsche e riproporre oggi, starei per dire candidamente, la domanda: quanto è vero Dio? Vi sono poi, ma qui anche mi fermo perché dobbiamo appunto sentire Givone, una molteplicità di altri temi che vengono affrontati in questo testo. Il primo è stato già ricordato nell'introduzione, e cioè il problema che riguarda che cos'è la vita, quale ne è il significato, ma se io vi enumero anche semplicemente sulla base dei titoli dei capitoli i temi affrontati, condividerete anche voi questo senso di piacevole sorpresa di ritrovare una filosofia che finalmente parla il linguaggio delle grandi questioni con le quali misurarsi. In particolare il problema del rapporto tra giustizia e bene comune, dove sullo sfondo Givone fa emergere anche le posizioni di due autori contemporanei viventi come Habermas e Sloterdijk, i temi della bioetica. Ecco, anche per mia sensibilità personale ho trovato straordinariamente equilibrata la trattazione dei temi relativi alla nascita e al fine vita, la concezione del sacro, che è il vero e proprio baricentro concettuale, e poi un tema che mi ha anche particolarmente coinvolto, e cioè quel rapporto tra ebraismo e cristianesimo che Givone declina come rapporto tra legge e amore, dove
si inserisce anche un riferimento prepotente, particolarmente significativo, al ruolo che in questa costellazione concettuale gioca il riferimento alla tragedia classica, e in maniera particolare all'Antigone. Insomma, un libro ricco, prezioso, originale, di cui dobbiamo essere grati a Sergio Givone. Grazie Umberto, grazie di cuore e grazie naturalmente a tutti voi, al dottor Martini e a voi che siete qui questa sera e che avete reso possibile questo incontro che per me è una bellissima occasione per parlare di un tema che non solo mi è caro, ma che sono io il primo a riconoscerlo, ha un certo aspetto di scandalo, dato l'attuale orizzonte filosofico. E tu, Umberto, hai sottolineato punto per punto, e io a mia volta ti seguirò in questa sottolineatura, in che cosa consiste la scandalosità del tema Dio, oggi, in un mondo che sembra aver voltato le spalle a questa figura che era al centro della nostra vita, ma che certamente sembra uscita di scena. Ma la domanda è: davvero le cose stanno così? Non è il caso di approfondire, di andare un po' più a fondo? Primo punto. Io credo di sì, che valga la pena, che sia doveroso andare un po' più a fondo, ma ecco che subito incontriamo quella sfrontatezza, tu hai detto, quella sfacciataggine dietro la quale non mi nascondo e che anzi rivendico. Tu mi hai detto, Umberto, hai parlato di Dio in chiave narrativa, prima ancora che in chiave filosofica. E parlare di Dio in chiave narrativa, farne un romanzo, immaginare che Dio abbia una storia, scrivere il romanzo di Dio, sia pure questo romanzo un romanzo governato da una logica stringente, ma pur sempre romanzo, significa concepire Dio in un certo modo piuttosto che in un altro. Dio come qualcuno, intanto, e non come oggetto di deduzione filosofica. Dio come qualcuno di cui si è sentito dire, di cui si è parlato e di cui si vuole parlare, prima ancora che come qualcuno o qualcosa da dimostrare. E questo non solo perché le prove dell'esistenza di Dio, le prove tradizionali dell'esistenza di Dio hanno fallito, ma per una ragione più profonda. Perché anche se queste prove tradizionali, penso alle prove di San Tommaso, messe radicalmente in discussione da Kant, anche se queste prove fossero state avessero avuto forza dimostrativa, se la loro dimostrazione fosse stata cogente, quello che avrebbero dimostrato, qualche cosa era che non era il Dio di cui ci può importare qualche cosa, ma era l'essere necessario, era la ragione ultima di tutte le cose, era il principio, il fondamento. Ma viene da dire a seguito di un'esperienza millenaria, un'esperienza religiosa, chi se ne importa dell'essere necessario? Che cosa ha a che fare con me il principio di tutte le cose? Il giorno che io dovessi riconoscere che tutte le cose sono legate a una ragione ultima, e a questa ragione ultima che io mi rivolgo nel momento della disperazione, nel momento dell'angoscia, nel momento in cui a torto o ragione chiedo il perché di quello che sta accadendo.
avrei dimostrato qualche cosa che non è il Dio di cui credo valga la pena di parlare. Il Dio che non è un concetto, il Dio che non è una ragione ultima o prima di tutte le cose, il Dio che se è evento, è un accadere, è qualche cosa che all'inizio, ma se all'inizio, è all'inizio di una storia possibile che mi riguarda e mi coinvolge. Come immaginare Dio se non come quello di cui per l'appunto la tradizione ebraico-cristiana, e non solo quella, ci parla, ma tutte le tradizioni, come quello che all'inizio, all'origine, dice qualche cosa. E che cosa dice? Dice valde bonum, è bene che sia. E dunque questo suo dire rivela d'essere non soltanto una comunicazione di una verità a qualcun altro, ma qualcosa di molto di più, d'essere una scelta, d'essere un atto, d'essere un movimento che mette in moto qualche cosa che mi riguarda. In che senso l'atto originario, l'atto che troviamo all'inizio è una scelta? Nel senso che Dio sceglie il bene, dice sì, è bene che sia, valde bonum, significa questo, e dunque al tempo stesso, nel momento in cui dice sì, è bene che sia, e scegliendo l'essere sceglie se stesso, sceglie di essere come colui che ha separato una volta per tutte il bene e il male, si pone come atto, come persona, come evento di libertà. Perché cosa vuol dire separare il bene e il male, dire è giusto che sia, se non provocare qualcun altro come in un eco che lo vincola a ripetere questo sì, a dire sì o a rifiutare, a schierarsi, a prendere posizione per il bene e a negare il male. Ma se Dio è questo Dio non possiamo non immaginarlo che il Dio che è con noi, il Dio che è all'inizio di una storia che ci riguarda, il Dio che è essenzialmente un atto di libertà. Io so bene, noi in genere pensiamo a questa figura che abbiamo deciso di chiamare Dio, potremmo chiamarla altrimenti, lo so bene che è molto logora questa parola, ma per intenderci, Dio è un atto di libertà. Io so bene che a Dio tutto si attribuisce meno che questo. O in genere in Dio si vede qualche cosa che è il contrario di questo. Dio è il padrone e signore, diceva il catechismo, non quello più recente, ma il catechismo al quale molti di noi sono stati educati e formati. Dio è il signore del cielo e della terra. Dio è l'essere necessario, signore e creatore del cielo e della terra. Questo Dio ha poco a che fare con l'atto di libertà nel quale noi ritroviamo noi stessi. Immaginate, è un esempio che Kant amava fare. Immaginate l'uomo in cui non si riflette, in cui non si possa riconoscere questo atto di libertà, che è un riflesso, un eco, dicevo prima, di quell'atto originario compiuto da ciò o colui che chiamiamo Dio. L'uomo sarebbe ancora più incomprensibile, sarebbe ancora più indecifrabile di quello che effettivamente è. Perché pensare a un soggetto libero è pensare alla cosa più difficile che ci sia. Cos'è la libertà? La libertà è scegliere tra bere e non bere? Sembrerebbe ovvio. Ma se la libertà è questo, io mai riuscirei a raggiungerla, perché retrocedendo nell'ordine delle cause arriverei a quella causa che è pur sempre una causa, la quale mi determina, mi spinge, mi costringe a fare
sì, ho scelto liberamente di bere questo bicchiere, ma in realtà ho scelto liberamente di bere questo bicchiere d'acqua, dove liberamente significa che sono stato spinto a farlo da qualche cosa che poteva essere la sete, poteva essere altro che sia. La libertà è la cosa più difficile da pensare e tuttavia se non la pensassi l'uomo mi risulterebbe del tutto incomprensibile, perché tolta la libertà è tolta la responsabilità. Tolta la responsabilità nei confronti delle mie azioni e quindi del bene e del male, è tolto tutto ciò che fa di me quello che veramente sono, e cioè un uomo. È tolta la mia dignità. E allora pensiamola questa libertà. Portiamola all'inizio, in quell'inizio che non possiamo pensare se non posto da Dio. E cosa troviamo? Troviamo una storia. Per questo Dio non può che essere raccontato. Dio dice sì, questo è bene, e dicendo sì, questo è bene, non può non evocare l'ombra del male, non che lui voglia il male. Non può dire sì, questo è bene, se non evocando, anzi quasi imponendo, è il caso di dire no. Se sì, questo deve essere, qualche cos'altro merita un altrettanto forte e radicale no, non deve essere. Ed ecco l'ombra del, come lo chiamiamo, demonio, benissimo, lo vogliamo chiamare altrimenti, chiamiamolo altrimenti, ma l'ombra oscura che si leva dall'atto, i filosofi dicono, e nessuno si spaventi per questa grossa parola, atto di auto-originazione di Dio, che è l'atto della libertà. Proprio il contrario di quello che noi pensiamo di Dio solitamente, Dio il padrone, Dio il Signore del cielo e della terra, Dio colui che conculca la libertà dell'uomo, Dio che finché c'è Lui non ci posso essere io, o meglio io non posso essere libero perché sono sottoposto alla sua legislazione e non alla mia, eccetera, eccetera, eccetera. Da cui l'idea di religione come prigione della coscienza, come incatenamento delle anime. E non è che la religione non sia stata questo, certo che lo è stata, ahimè. Pervertimento, prigione, catena, ma lo è stata in quanto ha pervertito la vocazione originaria. La religione è un'impresa, se mai ce n'è una, di libertà, altrettanto grande e degna di quella che è l'impresa della scienza come impresa di verità. E così come la scienza, questa impresa di verità, può accadere che venga pervertita, laddove questa verità viene assolutizzata ed esclude tutte le altre, trasformandosi essa, la scienza, la scienza attraverso la tecnica, in uno strumento di asservimento dell'uomo, se non di disumanizzazione dell'umano. Lo stesso è accaduto con la religione, che la più grande impresa volta alla libertà sia stata pervertita in ordine all'asservimento dell'uomo. Da San Francesco al grande inquisitore il passo è brevissimo. Basta niente e San Francesco si ritrova grande inquisitore. E basta niente e il grande inquisitore può ritrovarsi San Francesco. Basta niente. Ed è questo basta niente che va capito. Ma questo basta niente è tutto appeso alla libertà, a quella libertà che è il senso, il succo, il filo rosso della storia che sto raccontando. La storia che all'inizio ha un gesto, non è se non un gesto, sì, questo è bene, un gesto dal quale si leva, diciamo così, un controgesto, un'ombra, gesto e controgesto che hanno bisogno di un orizzonte di descrizione. E questo orizzonte di descrizione sappiamo quale è stato, quale possa essere. Il paradiso, nel quale, guarda caso, c'è quello che è stato chiamato il serpente,
l'ombra del male, già lì, prima che il male sia fatto. Che senso ha tutto questo? Prima che qualcuno faccia il male è già lì. Prima che Adamo ed Eva, ho bisogno, vedete che la storia va avanti, ho bisogno di personaggi per mettere in scena quello che sta avvenendo, essendo un avvenimento l'oggetto del discorso, l'oggetto del contendere, non una oggettività concettuale, essendo un evento Dio. Dio è un evento e proprio perché è un evento fa quello che fa, facendo quello che fa, lo fa in un orizzonte che io come in ogni mitologia che si rispetti, riracconto sempre di nuovo e in modo diverso la stessa cosa. Ma per l'appunto riracconto sempre di nuovo la stessa cosa, la storia di Dio, la storia del bene e del male, la storia dell'uomo provocato a corrispondere al bene e a rifiutare il male, salvo la possibilità di rifiutarsi a ciò, cosa che avviene, ma avviene nella storia, perché basta poco, basta niente, ed ecco che avviene o non avviene. Una storia di Dio, che è anche storia nostra, perché Dio non ha senso se non in rapporto con noi, altrimenti incontreremmo il principio, la ragione, il fondamento ultimo di tutte le cose e così via. In questo senso Umberto hai avuto perfettamente ragione a dire tu hai avuto la sfacciataggine, la sfrontatezza. Oggi è difficile parlare di Dio con le armi della logica più raffinata e più sottile. Figuriamoci a parlarne narrativamente, con le armi, con gli strumenti della letteratura. E ho creduto di farlo perché dovevo farlo, perché era necessario che qualcuno lo facesse. Perché non si può fare diversamente. Perché Dio vuole essere raccontato. E d'altra parte il Dio cristiano, la fede. E fede in che cosa? In chi? Qual è la fede è ex auditu, per sentito dire. Questo scandalizza non solo i nostri colleghi logici, ma chiunque. Come? La fede è per sentito dire? Sì. Non è il Vangelo quello che mi fa un annuncio mettendomi nella condizione di chi dice sì, mi convince questa cosa qui, che tu mi racconti, che tu mi stai dicendo. Sai, siamo andati al sepolcro ed era vuoto. E questo è il nucleo, secondo San Paolo, della fede in Dio. Ed è l'annuncio di qualche cosa che viene fatto da qualcuno a qualchedun altro, e questo qualchedun altro per sentito dire. Ho sentito dire che questo è tutto ciò che noi sappiamo della risurrezione di Cristo. Qualcuno l'ha detto. Erano le luci dell'alba, quindi insomma nel momento in cui si passa dal sogno alla realtà e non si sa ancora bene se si è più nel sogno o se si è già nella realtà, anche questo teniamone conto. Ma il nucleo della fede è questo, è un racconto, è un sentito dire. E questo ci impegna al punto che tutto viene messo in gioco a partire da questo ex auditum. Il sacro se le cose stanno così, secondo punto sul quale tu mi hai molto giustamente richiamato, il sacro è, lasciamo stare se c'è ancora, se non c'è, qualche cosa di cui sappiamo all'interno di una storia. Infatti serve a poco definire che cos'è il sacro. Allora io potrei dire, ma guardiamo alle religioni storiche, magari scopriremmo, grazie anche a libri di colleghi che hanno approfondito, il nostro Agamben, e ci hanno aiutati a capire che il sacro sì, è un qualche cosa
è come una struttura portante che resta tutto sommato identica in prospettive diversissime. Il sacro in fondo è lo stesso, tutto di Ferrand Gardè, fatta salva ogni differenza, ma è lo stesso nelle religioni pagane, nel paganesimo classico e nell'ebraismo e poi nel cristianesimo, lo stesso. E quali sono le figure che mi autorizzano a fare un'affermazione del genere? Pensate al mondo classico, pensate alla differenza che quel mondo fa tra i concetti di agios, santo, hieros, sacro, e temenos, tempio. C'è il tempio, da temenos, che vuol dire il separato, e quindi il sacello che separa la profanità da cui provengo, salendo le scale del Tempio, dalla sacralità. Questa separazione è la separazione del sacro e del profano, e mi mette, io che mi sono recato al Tempio, mi sono spogliato delle mie vesti, cioè delle mie abitudini, delle mie cattive abitudini, eccetera, eccetera, solus ad solum, monos pros monum, da solo a solo, in una nudità di ascolto non inquinato da superstizioni o da credenze, avendole tutte abbandonate, tutte solo a solo, ho oltrepassato il temenos, mi sono portato dentro il luogo sacro, dalla profanità alla sacralità, e lì che cosa incontro? Incontro il santo, cioè incontro la voce di Dio. È davvero la voce di Dio? È una mia allucinazione? Che cosa sta accadendo? Non lo saprò mai. Sta a me capire se mi sto inventando di nuovo una storia, o se questa storia, dentro la quale sono, ha una qualche verità che mi riguarda da dirmi. Sono andato al Tempio per chiedere al Dio che cosa devo fare, e Dio mi ha risposto. Mi ha risposto che in realtà ero io che rispondevo a me stesso. Certamente ero io che rispondevo a me stesso, ma in questo rispondermi a me stesso mi rispondevo secondo verità o no? Perché questo è il punto. Magari rispondevo secondo verità. E allora era la voce del santo che nel sacro traspariva attraverso la separazione. Nel mondo ebraico cristiano, restiamo al mondo ebraico, abbiamo le stesse figure. L'arca. L'arca contiene le tavole della legge. Le tavole della legge sono la voce di Dio, ipsissima verba Dei, e sono il santo. Ma il santo è trattenuto, raccolto, custodito dentro un contenitore che è il sacro. L'arca è sacra. Sacra perché separa. L'arca è figura del Tempio. L'arca non è altro che il Tempio in movimento, nella lunga camminata, nella lunga strada compiuta nel deserto. Il santo, la voce di Dio, che si manifesta attraverso il sacro, l'arca, nella separazione tra sacro e profano. E l'arca non può essere toccata. Se la tocco sono morto, perché la voce, perché la inquinerei, perché sovrapporrei alla purezza di quella voce, che è la voce di Dio e quindi la voce della verità, le mie superstizioni, le mie allucinazioni, eccetera, che mi fanno degno di essere annichilito nel momento stesso in cui la tocco. Ecco, il sacro è questo, è l'inviolabile. Inviolabile perché non perché appunto è il sacro e l'inviolabile, perché non è sacro e inviolabile, il sacro è l'inviolabile, ma l'inviolabile da intendere non come un capriccio,
di qualcuno che mi nega l'accesso. Inviolabile perché è quel sì detto una volta per tutte da Dio che ha rappresentato la verità dei comandamenti. Ma i comandamenti altro non sono che la voce di Dio, che io devo ritrovare in me stesso, non solo secondo il greco dei misteri che va al Tempio, ma anche il pio ebreo che va al Tempio, o il cristiano che ritrova la stessa struttura nel tabernacolo che contiene il Santissimo, Agios, dentro il sacro, separato. Nelle chiese anticamente esisteva visibile la separazione, oggi non è visibile, ma resta tuttora separato dal profano. E il profano, il laico, laikos, quel laico di cui tanto si parla, che viene contrapposto al religioso, non è affatto contrapposto al religioso. La differenza qual è? Chi è il laico? Il laico è semplicemente colui che sta liberamente nell'iconostasi, cioè nella separazione, nel punto di separazione, di fronte al Dio, e liberamente accoglie o respinge la parola che lì viene. Questo è il laico, questo vuol dire, vedete, l'esperienza religiosa più autentica è un'esperienza di libertà. Impensabile prendere sul serio questa cosa se non a partire da quell'atto, da quel gesto di libertà, che in quanto gesto di libertà è un gesto di liberazione. Ecco perché ho definito la religione anzitutto come un elemento liberante, salvo poi quella perversione che l'ha fatta diventare spesso il suo contrario. Questo è il sacro. Il sacro, così definito, come inviolabilità della voce di Dio, noi dove lo incontriamo? A messa si va oramai in una minoranza, i filosofi non credo che neanche più ci pensino. È ancora cosa nostra? Allora, il discorso qui non è di nuovo dimostrativo, assertivo e tantomeno deduttivo. Non devo dimostrare a qualcuno che il sacro c'è o non c'è. Devo confrontarmi con la storia, con quella che stiamo vivendo, di cui siamo gli epigoni, ma che è alle nostre spalle e che ci costituisce. E la nostra storia ha un filo rosso, di nuovo, ancora una volta, storia, filo rosso, qualcosa che vuole essere raccontato. E raccontato bene, non che io l'abbia fatto. Ho cercato di farlo con tutta la difficoltà che questo bisogno di raccontare bene una storia così alta comporta. Bene, che storia è la nostra? Una storia che credo niente come la desacralizzazione può descrivere. La nostra è la storia non solo di una progressiva secolarizzazione, ma più ancora di una progressiva desacralizzazione. Secolarizzazione, lo sapete, è la traduzione dei grandi contenuti di speranza, di fede, di carità della tradizione in chiave mondana, in chiave secolare per l'appunto. Cioè quelle speranze che una volta custodiva la religione vengono trapassate, passate alle ideologie, diventano speranze utopiche, speranze terrene, ma pur sempre speranze di riscatto, speranze di redenzione, quelle speranze che prima erano cose della religione, adesso sono cose della politica o delle ideologie. Ma poi le ideologie sono finite, probabilmente apparteniamo già a una storia post-secolare. E allora quello che vale quello che non vale per il secolarismo vale per la desacralizzazione. Nel senso che la nostra storia come storia di una progressiva desacralizzazione non è affatto finita.
Anzi, siamo nel cuore di questo problema. Lo riassumo nel modo più... E veniamo ai problemi del fine vita, delle biotecnologie e così via, della bioetica, della nascita, della morte, che è problema eminentemente che riguarda essenzialmente il sacro. Che cos'è avvenuto? È avvenuto che il sacro un tempo considerato la sostanza stessa della nostra vita, che ci professassimo cristiani o atei o altro che sia, però il sacro era nell'ordine naturale delle cose. E così venivano percepiti quegli interdetti che in realtà erano interdetti sacri, ma che agivano nel mondo secolare. Per esempio, tu non toccherai il cadavere, tu non toccherai il morente, perché il non toccherai il cadavere era preceduto da una intangibilità di quella che poi i filosofi avrebbero chiamato la nuda vita, cioè là dove l'uomo, il moriente è colui che sta per morire, il malato terminale è questo, laddove l'uomo è ridotto a nuda vita, lì si annuncia l'inviolabile, l'intoccabile, la vita è davvero intoccabile. L'uomo sacer è il morente che viene preservato e considerato sacro proprio per questo motivo e così via. Però questo interdetto lo abbiamo superato, cancellato, disdetto. E infatti Leonardo toccava non solo il morto, ma pare anche il moriente. E ha fatto bene, forse, probabilmente. Non ho nulla da dire in proposito. Tant'è vero che questo ha permesso di fare alla scienza un progresso di cui tutti noi godiamo e i cui benefici solo un pazzo potrebbe ignorare. Intoccabile, inviolabile era non solo il cadavere o il moriente, ma anche la partoriente. Non poteva essere toccata dopo il parto per un certo numero di giorni. La vita si era mostrata, era diventata epifania in quel corpo per tutto il tempo della nascita era considerato sacro. E poi anche questo è stato cancellato. E via via siamo arrivati a un mondo in cui, che è il nostro, quello che è successo della secolarizzazione sembrerebbe successo anche della desacralizzazione. Cioè il sacro proprio non c'è più. Ditemi voi se c'è qualcosa che io possa considerare davvero inviolabile. Dice Sloterdijk, il filosofo che Umberto ha ricordato prima, non essendoci più nulla di inviolabile, ricaviamone tutte le conseguenze e allora voltiamo pagina. L'uomo non è più quello che era. L'uomo non è più il risultato, per dire così, il prodotto di una Bildung, di una formazione, dove formazione, essere formati all'umanità, significava essere formati alla dignità, no? La formazione, l'educazione, diventa uomo. Questo era Ma l'uomo non c'è più, perché non c'è più quel nucleo inviolabile di umano che il sacro ha portato via con sé, e dunque non c'è più la Bildung, e la Bildung deve essere sostituita da qualche cos'altro. Questo filosofo dice: sostituite la Bildung con la Erziehung, con l'allevamento, ma dove allevamento si deve intendere in senso forte, con l'allevamento nel senso dell'addestramento di un puledro, di un cavallo da corsa. Siamo di fronte a sfide inimmaginabili. Vivere nel mondo, che sarà il mondo delle generazioni future rispetto alla mia, ma probabilmente
vostro mondo, sarà molto più difficile che vivere nel vostro mondo sarà molto più difficile che vivere nel mio mondo. E quindi attrezziamoli questi giovani, rendiamoli fin dalla nascita, cioè geneticamente, meglio costruiti, meglio attrezzati per rispondere alle sfide. Non fa una piega. Perché non devo costruire un uomo, produrre un uomo, non devo piegare le biotecnologie alla produzione di un uomo più bello, più intelligente, più forte, più tutto? Perché? E lo posso fare. Ma posso o non posso? In realtà non c'è qui chi non veda che l'inviolabile, quell'inviolabile che avevo liquidato e pensato come messo fuori gioco, sia invece al centro della questione. Perché la domanda torna a essere quella: posso o non posso? Posso costruire un uomo non solo a mia immagine e somiglianza, ma secondo un progetto mio, secondo un telos mio, uno scopo mio, che non è lo scopo del nascituro, che non è lo scopo dell'uomo che nasce. Posso o no? Quantomeno il sacro è un problema aperto. Terzo punto, cioè il sacro alla fine della desacralizzazione è precisamente quello che fa scandalo, è precisamente la pietra d'inciampo nella quale inciampiamo e con cui dobbiamo fare i conti. Non dico di aver ragione io che sostengo la necessità della religione e abbia torto Sloterdijk, magari ha ragione Sloterdijk, però il problema è aperto. Ritengo di poter dire guai se liquidassimo e se questa questione davvero non ci appartenesse più, non la riconoscessimo più come questione dell'umano da preservare nell'uomo. Terzo e ultimo punto. Sì, vengo alla conclusione. Il problema dell'ateismo. Perché, vedete, il problema di Dio non è tanto il problema di Dio, se è vero quello che ho detto, non è tanto il problema metafisico di Dio, e cioè la dimostrazione dell'essere necessario, che poi non ha bisogno di essere dimostrato l'essere necessario. È il problema dell'ateismo. È con l'ateismo che devo fare i conti. È con la morte di Dio che devo fare i conti. E con la domanda: che cosa risulta dalla messa in prospettiva di queste due figure? L'ateismo, quell'ateismo che è la bandiera, che è stata la bandiera della scienza, che è stata, oggi esiste una società di atei che rivendicano il primato di questa, il primato etico di questa concezione, una concezione ateistica, ma appartiene al passato, con tutto il rispetto per coloro che si professano atei e che anzi fanno dell'ateismo una bandiera. Perché? Perché è arrivato qualcuno a dire: ma non è tanto l'ateismo il problema è la morte di Dio. È che Dio, quel Dio che riempiva di senso la nostra vita e che per noi era tutto, o che per le passate generazioni aveva rappresentato qualcosa, noi lo abbiamo ucciso, e per qualche buona ragione. Che cosa è accaduto? È accaduto che l'ateismo si è trasformato in qualche cosa di infinitamente più sottile e raffinato, che è sempre ateismo, ma è un ateismo più sottile e raffinato, che non è più ateismo, infatti non viene più chiamato così, ma viene chiamato nichilismo. Il problema di Dio oggi è anche, se non soprattutto, il problema del nichilismo.
Vediamo allora qual è brevemente, se farò uno sforzo per essere il più breve e anche il più chiaro possibile, che cosa distingue nichilismo e ateismo. Vedete, il nichilismo è un concetto che nasce in Russia e nasce proprio sulla base del problema di Dio. Un grande filosofo russo, che era filosofo che aveva conosciuto Dostoevskij, aveva dato un'interpretazione di quella figura di Ivan Karamazov, che è il primo nichilista, un vero nicciano, ma nichilista come Nietzsche, ma prima di Nietzsche. Questo Berdyaev aveva parlato di momento ateistico della filosofia, cioè aveva cercato di spiegare come è l'ateo, è il filosofo che si professa ateo, che porta alla luce problemi essenziali riguardanti Dio, ma riguardante anche non solo il Dio d'amore e di consolazione, il Dio di Isacco e di Giacobbe, ma anche il Dio dei filosofi. Perché ponendo il problema dell'ateismo che si può veramente capire quello che è il problema del nostro tempo, che è il nichilismo. Ecco, sulla stregua di questa lettura di Berdyaev è possibile fare luce su questo punto quanto mai oscuro. Berdyaev dice quello che dice Ivan Karamazov. E che cosa dice Ivan Karamazov? Ivan Karamazov all'ateo che nega Dio per affermarlo, contrappone una visione del mondo perfettamente rovesciata. Ivan Karamazov afferma Dio per meglio negarlo, ed è la sua una negazione infinitamente più forte, più sottile, più raffinata e più convincente di quella dell'ateismo tradizionale. Che cosa fa l'ateismo tradizionale? L'ateismo tradizionale dice, quello che un po' ho già evocato prima, Dio, ma di Dio non ne voglio sapere perché io voglio riappropriarmi di me, della mia libertà, voglio essere me stesso, non voglio che la morale sia autonoma e non eteronoma, voglio essere io il legislatore, io a darmi la legge da seguire, perché se non sono io a darmela questa legge, la legge non è legge, la legge è asservimento, la legge è mistificazione. Questo fa l'ateo. Si scaglia contro Dio, cioè nega Dio, con tutta la forza, con tutta la violenza di cui è capace, ma affermandolo. Togliete Dio da abbattere, Dio da negare, Dio da bestemmiare, Dio da tirargli all'ateo, gli togliete tutto. L'ateo ha bisogno di Dio. L'ateo, senza il suo Dio, il Dio che bestemmia e che nega e a cui attribuisce tutte le colpe peggiori, non senza qualche buona ragione, togliete all'ateo Dio e lui stesso non ha più ragion d'essere. In questo senso Ivan Karamazov si accorge che è debole la negazione ateistica, perché è una negazione in funzione di un'affermazione. Tu lo neghi e più lo fai essere, più questo fantasma ingombrante c'è. E infatti oggi non si bestemmia più, ma non perché tutti sono diventati fedeli credenti, ma perché a Dio, del problema di Dio ne importa più poco alla stragrande maggioranza delle persone. E di questo si era accorto perfettamente Ivan Karamazov, il quale che cosa fa? Dice Dio, ma Dio è un'idea meravigliosa. C'è da stupirsi che sia venuto in mente a una bestia come l'uomo. Eppure gli è venuta in mente quest'idea, l'idea che nonostante il male, il dolore, la sofferenza, ci sia alla fine una conciliazione della vita offesa, di ciò che era stato frantumato e fratturato. E questo grazie alla stessa sofferenza. Però c'è un ostacolo.
la sofferenza inutile, la sofferenza che non porta da nessuna parte, la sofferenza destinata a restare inconciliata, irredenta. Il giorno che io immaginassi la madre che, in un ipotetico al di là, abbraccia e perdona il carnefice del suo bambino, farei ancora più toro, aggiungerei offesa a offesa e impedirei qualsiasi conciliazione. Ivan Karamazov con questo si fa portatore di una, e ultimo esito, coerentissimo, di una tradizione che non è la tradizione dell'ateismo volgare, ma che è quella che prepara il nichilismo. Quali sono le tappe, i capisaldi di questa tradizione che prepara il nichilismo? Alcuni nomi: Epicuro, Bayle, Voltaire, Ivan Karamazov, i quali tutti fanno quel ragionamento che ho appena abbozzato. Il ragionamento che Epicuro, il più sapiente dei filosofi, secondo Lucrezio, aveva saputo sviluppare dandogli una dignità logica incomparabilmente convincente. È il famoso tetralemma di Epicuro, o quadrilemma di Epicuro, che qualcuno di voi ricorderà, chi non lo ricorda, glielo ricordo io. Il tetralemma di Epicuro, o quadrilemma di Epicuro, poi ripreso da Bayle, poi ripreso da Voltaire e in fondo riassunto mirabilmente da Ivan Karamazov, dice così: ci siamo di fronte a 4 possibilità, 4 ipotesi. Posto Dio, vedete, Epicuro ragiona già come Ivan Karamazov, non dice Dio che schifo, non ne voglio sapere, no, posto Dio e considerando il male nel mondo che c'è, il dolore, la sofferenza e il male, che è anche più che dolore e sofferenza, perché il dolore e la sofferenza è già il male nella forma di una possibile espiazione, di una possibile redenzione. No, posto Dio e considerando che il male c'è e nessuno è così pazzo da negarlo, ci troviamo di fronte a 4 possibilità, 4 ipotesi. La prima: Dio non vuole il male, non vuole il male, ma non può impedirlo. E questa è la ragione per cui non lo impedisce. Ma questo Dio è un Dio impotente. Seconda ipotesi: Dio può impedire il male, infatti è Dio, può tutto, è onnipotente, ma non vuole. Il Dio che può impedire il male ma non vuole è un Dio malvagio. Terza ipotesi: Dio non può impedire il male, non vuole impedire il male ed è un Dio meschino. Il minimo che si possa dire di questo Dio che non può e non vuole impedire il male. Quarta ipotesi: può impedire il male, vuole impedire il male, ma lo lascia essere. Questo Dio è un Dio assurdo. Il nichilismo nasce da qui, nasce dall'annichilimento dell'idea di Dio, dell'idea di un essere che alla fine possa ritrovare quell'unità e quella pienezza di senso che aveva all'inizio e che potrebbe ritrovare alla fine. Il nichilismo è precisamente Dio che è morto, ma che è morto perché noi lo abbiamo ucciso, perché noi lo abbiamo rifiutato, perché noi non vogliamo sapere di un Dio che o è un Dio impotente, o è un Dio malvagio, o è un Dio meschino, o è un Dio assurdo. Non abbiamo altre possibilità. Stanno davvero così le cose? Forse. Sembrerebbe difficile
fare un passo ulteriore, al di là del quadrilemma di Epicuro. Eppure c'è chi il quadrilemma di Epicuro lo ha visto passibile di sviluppo, prendendo in considerazione la più difficile delle ipotesi. E questo qualcuno, questo filosofo, sapete chi è? Ahimè, duole dirlo, perché è il filosofo del migliore dei mondi possibili. Cioè un filosofo che si stenta a prendere sul serio quando si tratta di argomenti di questo tipo. Eppure, proprio lui, Leibniz, l'intelligentissimo Leibniz, ha scovato una crepa nel quadrilemma, nel tetralemma di Epicuro, di Bale, ha trovato una crepa. Nella quarta ipotesi. Dio vuole impedire il male, Dio può impedire il male, ma non lo fa. Questo Dio, ben lungi dall'essere un Dio assurdo, è un Dio che ragiona anche troppo bene. È un Dio che ragiona da Dio. È un Dio che si conferma Dio nel momento in cui che cosa? In cui si trova di fronte a un'alternativa. E l'alternativa è una sola. Lui, Leibniz, era il filosofo degli infiniti mondi possibili. Ma qui ci sta dicendo, nelle pagine finali della Teodicea, figuriamoci un po', ci sta dicendo i mondi possibili, all'inizio, Dio è lì, può tutto, e davanti a lui c'è l'oceano delle forme di vita. Ci sono gli infiniti mondi possibili? No, dice, non contraddicendosi, ma per così dire, riaggiustando il tiro. Lì, di fronte a lui, ci sono in realtà due ipotesi. O meglio, tutte le ipotesi, tutti i mondi possibili sono riducibili a due. E Dio che scelta, non dimentichiamo che Leibniz è il primo filosofo della libertà nei tempi moderni. La scelta che si pone a lui è quella tra un mondo dove ci sia il male e anche la libertà, perché senza libertà il male non ha nessun senso. Un male in un mondo di leggi universali e necessarie, che male è? È qualcosa che rientra nell'ordine naturale delle cose. Allora, un mondo dove c'è il male e c'è anche la libertà. È la prima possibilità che si offre a Dio. E c'è una seconda possibilità, una sola. Un mondo dove non c'è il male, dove Dio impedisce Auschwitz, ma impedisce tutto, perché se Dio deve impedire il male, deve impedire Auschwitz, ma deve impedire anche che quel bambino muoia di setticemia, perché si è fatto male giocando. Devi impedire tutto, ma proprio tutto, devi impedire anche il mio mal di denti. La seconda possibilità è un mondo dove non ci sia il male, ma dove non c'è neanche la libertà. Che cosa è meglio? Che poi vuol dire qual è il migliore dei mondi possibili? Sì, i mondi possibili sono questi due soltanto. Il mondo dove c'è il male e c'è la libertà, e quindi c'è il mondo così come lo conosciamo, con tutte le tragedie possibili e immaginabili, ma anche con il bene. Il bene è vero che non fa rumore, non si vede mai, mentre il male è rumoroso e clamoroso, ma il nostro mondo, il mondo dove c'è il male e la libertà, è quel mondo che corrisponde a questo scelto da Dio. L'altro è quello dove non c'è il male, meno male, viene da dire, ma dove non c'è neanche la libertà, e dunque dove trionfa il nulla. L'assoluto nulla, il pareggio, dice Leibniz, il pareggio di bilancio, lo zero. Zero perdite e zero acquisti. Che cosa è meglio? Secondo Leibniz è meglio il mondo numero uno. È meglio,
e perciò Dio lo ha scelto. Naturalmente nella filosofia di Leibniz questa ipotesi si colora di quell'ottimismo metafisico che la rende poco credibile. Migliore dei modi possibili vuol dire che bello, e di qui le ironie di Hegel, degli hegeliani, ma allora anche la zanzara, anche quella che porta la malaria, eccetera. Ma sì, certo. Si colora di un ottimismo, se vogliamo, facilone, ma questo non è Leibniz. Questa è la caricatura che ne è stata fatta di lui, che ne ha fatta Voltaire, perché il primo a fare la caricatura del migliore dei mondi possibili è stato Voltaire. La caricatura però, non avendo capito esattamente qual era la posta in gioco. E chi l'ha capita, io credo, possa sviluppare una metafisica ottimistica come quella che Leibniz ha sviluppato. Il migliore dei mondi possibili vuol dire il migliore dei mondi possibili, quindi traetene voi tutte le conseguenze. Ma può anche sviluppare una riflessione su questo mondo, che è bensì il migliore dei mondi possibili, scelto da Dio. Ma avendo Dio scelto la libertà, il male e il senso e insieme, è il mondo che noi conosciamo. È il mondo tragicamente intonato al male di vivere, alla fatica di vivere, al dolore di vivere, ma dove non è detto che il male sia l'ultima parola sul mondo. Perché potrebbe essere che la sofferenza, misteriosamente, non sappiamo come, produca alla fine quella redenzione che riporta la fine all'inizio, anzi arricchisce la fine, perché il male redento, e cioè il bene, è infinitamente di più che il non essere, o se vogliamo che l'innocenza ignara del male. Il bene in realtà, e questo è tragico, noi lo conosciamo solo nella forma della vittoria sul male. All'uomo non è dato di conoscere il bene allo stato puro. Il bene allo stato puro è bamboleggiamento, è idiozia, è insensatezza, non esiste. Se vuoi il bene, devi prenderti anche... Questo non vuol dire strumentalizzare il male, dire il male è instrumentum boni e quindi... Perché se dico questo, lo devo dire anche a quel bambino, lo devo dire anche a tutti gli umiliati e offesi della terra, lo devo dire al deportato di Auschwitz. Si guarda però poi, tanto tutti i salvi finiscono in gloria. Interpretare il male in questo modo è aberrazione pura. E tuttavia resta vero che il bene non è se non una vittoria, un superamento del male. Perché se no non è bene, non è nulla. E questo a chi ci rimane? A che cosa ci riporta? Ci riporta a quell'atto compiuto da quella persona che abbiamo deciso di chiamare Dio, ma potremmo anche chiamare Caterina o chiamare come voi volete, quell'atto dal quale inizia una storia che è la storia che non può che essere raccontata. Perché la storia, come storia, che ci vede impegnati sempre di nuovo in ogni momento della nostra giornata, nel bene per il bene o nel male contro il male, questa è la storia che mette capo a Dio. Da questo punto di vista Dio, la religione, resta pur sempre il modo migliore, più efficace, io credo, di raccontarci quello che è oggetto della nostra esperienza. L'ho fatta anche troppo lunga e mi dispiace molto. Grazie. Bene, abbiamo un po' di tempo, direi ragionevolmente un quarto d'ora fino a circa le 10:30. Il professor Givone è disponibile a interloquire
con chi di voi voglia proporre commenti, osservazioni, perché no, critiche o tentativi e richieste di ulteriori chiarimenti. Sentiamo chi è che prende l'iniziativa di cominciare il dibattito. Grazie mille, è affascinante questa visione che propone. A me veniva in mente un po' Hans Jonas il concetto di Dio dopo Auschwitz, quando si chiede com'è possibile che noi, popolo eletto, che credevamo in un Dio onnipotente, infinitamente buono, siamo stati poi popolo... E lui tira fuori quell'idea dello Zimzum, cioè quell'idea di Dio che rimane onnipotente, però che si fa da parte e lascia che il mondo accada in qualche modo, che lascia uno spazio di libertà, altrimenti non ci potrebbe essere. È un po' la sua idea o è invece lei, o Dio non è infinitamente buono, è solamente libertà che qualcosa accada alla fine? Grazie. Raccogliamo un po' di domande, direi 3-4 domande e poi un giro di risposte. Poi c'è Luca. Grazie. Ho capito il libro che avevo letto, adesso ho capito qualcosa di più. Volevo soltanto deformazione professionale. Mi pare che, forse in sintonia con la domanda precedente, rispetto all'annichilimento, il primo, oppure chi si racconta come annichilito è anche il figlio di Dio, o la narrazione di Dio si racconta come l'annichilito, il condannato, l'ultimo, lo sconfitto fondamentalmente. E non so io se questa è un'intuizione, un suggerimento, cercare di comprendere come in realtà anche nel narrarsi di Dio proprio rispetto al libro mi pare in realtà poi se vogliamo confrontarci con la realtà di Dio dobbiamo partire esattamente dal contrario, dall'annichilimento che lui ha pensato di scegliere per raccontarsi in verità fino in fondo, ecco. Quindi che Gesù sia esattamente il racconto sia la verità di Dio proprio in questo suo perdere, in questo suo uscire sconfitto, ecco. Che ci credo anche, poi viverlo è tutto un altro discorso, ma come idea è buona. Grazie. No, mi chiedevo se non siamo già in una situazione ulteriore rispetto a quella magistralmente descritta. Mi rifaccio un pochino al fatto, parto da un aneddoto. A Vicenza esiste un istituto di studi religiosi molto importante, fa capo a Monsignor Giuseppe Dal Ferro, e che mi raccontava questa cosa che mi aveva molto colpito, che mentre fino a qualche anno fa i ragazzi tra i 14 e i 18 anni più o meno erano tutti memori del loro passaggio catechismo, dottrina, battesimo, non battesimo, ma insomma prima comunione, eccetera. Oggi non si ricordano neanche di esserci passati. Cioè, il suo discorso, professore, presuppone una consapevolezza, quindi una memoria, sulla cui base si costruisce una storia personale di interlocuzione con Dio. Ma che cosa succede quando anche questa soglia minima in un certo senso
si dissolve in una dimensione del presente molto immediatistica, no? Molto omeopatica, come si dice adesso. Cioè, cosa succede quando un'epoca come la nostra non ha più una venerazione per la libertà come quella che era uscita dalla guerra o quella, diciamo, della costruzione della democrazia, no? Oggi la più grande potenza del mondo è la Cina, nessuno di noi sente afflati, no, di desiderio di libertà venire da quel paese paragonabile a quello che era successo con gli Stati Uniti 60-70 anni fa. Quindi la quarta figura del nichilismo mi sembra pienamente rappresentata oggi anche un po' da le descrizioni nell'Occidente che fa spesso un giornale come Il Foglio, dove dice chiese che si svuotano, in Cecoslovacchia dove le chiese avevano raccolto, no, la resistenza spirituale al comunismo, è il paese dove oggi non c'è più nessun credente dopo che diciamo, ci si era liberati appunto da questo tipo di oppressione. Ecco, io ho la sensazione che siamo un po' oltre il pur eccellente quadro che lei ha disegnato, e in cui l'interrogazione di Dio è ancora più forse un po' banalizzata da questo intrappolamento in un presente non problematico, ecco, che caratterizza soprattutto i cosiddetti nativi del digitale. Grazie. Grazie. Mi aveva molto colpito del libro il capitolo quello sul rapporto tra potere spirituale e potere temporale. Ma è davvero impossibile un potere politico, cioè una politica che si trovi il fondamento su un'etica non religiosa, ma non, come poi si dice nel libro, che nel momento in cui è fondata in qualche modo su se stessa porta a un terrorismo o comunque a conseguenze nefaste. E un'altra cosa che è più una curiosità, mi incuriosiva tutto il discorso su Sloterdijk, non so se lo pronuncio giusto, ho visto che ci sono varie opere. È leggibile per un profano o sono opere totalmente... No, per curiosità, perché cioè, erano discorsi interessanti, ma poi volevo capire anche se è approcciabile, ecco. Se non ci sono altre osservazioni, siccome domani è una giornata lavorativa, ci sono le consuetudini del Guancinet, vediamo di chiudere, se ce la facciamo, entro un quarto d'ora, Sergio. Mi impegno. Sì, non... ci sono 17 minuti, non sarà questo il male. Il male è altro. Se non ce la faccio mi taglierete il tempo al 17° minuto, che corrisponde, sì. Hans Jonas. Quello che lei ha detto è esatto. Hans Jonas vede l'unica soluzione possibile alle aporie che si creano se vogliamo tenere fermo l'onnipotente e Auschwitz. L'unica via d'uscita la vede nell'idea che appartiene alla Kabbalah dello Tzimtzum, cioè del Dio che si tira indietro. Questa idea la troviamo anche in altri autori insospettabili, più o meno negli stessi anni. In Lukács, pensi un po', il quale dice che Dio è uscito di scena, è sceso dal proscenio, ma assiste a quello, continua ad assistere a quello che accade in scena. Ed è alla luce di questo silenzio di Dio che quello che accade acquista o perde di senso. Se non che l'idea del Dio che lascia essere, quindi ritraendosi
tirandosi indietro. Jonas la avvicina un po' troppo all'idea del Dio debole. E io mi chiedo se il Dio debole non sia a sua volta espressione di debolismo, cioè di debolismo filosofico, e a quel punto non valga la pena di rinunciare a Dio. Cioè un Dio debole è l'uomo. Che bisogno ho di Dio se il Dio debole è l'uomo sofferente, che non può nulla per liberare l'altro uomo dalla sofferenza? Ecco, io trovo che benissimo quest'idea di Dio che lascia essere, ma bisogna far cadere l'accento non sulla debolezza, non sul fatto che Dio si fa impotente o è impotente e dunque lascia essere, ma sul fatto che Dio è così potente da poter lasciare essere e continuare a essere se stesso, nonostante il male e nonostante la libertà. Insomma, l'accento deve cadere sulla libertà, non sull'impotenza. E se io faccio cadere l'accento sulla libertà, se penso Dio come l'origine stessa, come quel primo atto di libertà che ha separato il bene e il male, e faccio di ogni uomo qualcuno che sta di fronte a Dio pronto a rifiutarlo o a corrispondergli, apro una nuova visione. Dio resta Dio, non è il Dio impotente. Dio è libertà e la libertà è l'espressione della massima potenza di Dio. In che cosa consiste questa espressione della massima potenza di Dio? Nel fatto che Dio dice sì a se stesso. Non è che quella figura che abbiamo ipotizzato, Dio che sta lassù, si mette, valuta che cosa è meglio fare e quasi che questo è meglio fare gli sia imposto da qualchedun altro. E da chi? Il sì di Dio è un sì che coincide con la libertà. Liberamente Dio dice sì, e dicendo sì, ecco che il bene è quel sì detto liberamente. Anche perché il bene, detto perché non avrebbe potuto, detto non liberamente, il bene non libero non è più bene. Il bene vincolato, costretto, non è più bene. Se Dio dicesse sì al bene perché valuta che quel bene che sta di fronte a lui oggettivamente è quello che davvero merita di essere, che merito avrebbe? Dove sarebbe la libertà? Avrebbe fatto un ragionamento. No, invece va colto quell'erompere, quel gesto. Va colto come nella sua assoluta, incondizionata libertà. Dio crea il bene nel momento in cui dice sì al sì, dice sì a se stesso e dicendo sì, ecco la legge, ecco ciò che devi fare. Ma nella libertà, non nell'impotenza. Non so se... Ancora, non c'è alternativa tra libertà e bontà. Ecco, su questo punto, semmai la correggerei. Non è che c'è la bontà come qualche cosa che sussiste in una sua indipendenza, il contenuto per esempio del Decalogo o altro che sia, che sussiste indipendentemente dall'assentire alla legge, dal dire sì alla legge. Non è se non la legge è solo un aiuto. Quelle parole, che tra l'altro sono per lo più in negativo, non fare questo, non fare quell'altro, non avrai altro Dio fuori di me, sono uno schema dentro il quale ci si possa orientare. Sono una mappa, ma come tutte le mappe poi sta a me praticarla, esplorarla, fare quello che devo fare. Non rubare, non uccidere, non qui, non là. Non è questo il punto.
Il punto è la libertà. È che io liberamente decido di non uccidere. E solo in quel momento lì non uccidere è davvero un atto meritorio, cioè è produttivo di bene. Tant'è vero che se io sgancio da un qualsiasi atto la libertà, può accadere che il bene diventi male, così come può accadere che se io riaggancio la libertà, il male diventa bene. Uccidere liberamente, cioè in base a una decisione presa naturalmente sapendo quello che si sta facendo e facendo quello che si vuole fare, in piena coscienza, uccidere potrebbe diventare un atto non solo giustificato, ma buono, ben fatto. Se io uccido uno che sta violentando un bambino, non dico che faccio del bene, ma compio qualcosa di addirittura di doveroso, di ben fatto. Viceversa, se mi comandano di fare il bene, anche il bene più grande, l'amore del prossimo, nel momento in cui l'amore del prossimo mi fosse comandato, cioè io fossi costretto, è male. L'amore del prossimo costretto è la tragedia del comunismo. Il comunismo è che l'amore del prossimo diventa legge dello Stato e non è più bene. Questa è la grande intuizione di Grossman. In questo senso io terrei lo schema di Jonas, Dio che lascia essere. Ma a differenza di Jonas, anziché lasciar cadere l'accento sull'impotenza, sul tirarsi indietro, lascerei cadere l'accento sulla libertà. Perché io unisco la libertà a qualsiasi gesto, a qualsiasi atto, e questo gesto, questo atto trova la sua giustificazione. Io tolgo la libertà da qualsiasi gesto, qualsiasi atto, anche l'amore materno. Il giorno che l'amore materno diventasse legge dello Stato, tu devi amare tuo figlio, questo è male, diventa male. E allora la libertà, ancora una volta, è tutto. Partire da lì, lasciar cadere l'accento su lì, non sul Dio debole, troppo facile. La Trinità, Dio muore in Dio, perfetto. Questo non mi è accaduto di farlo, ma se c'è la cenosi è quella del Dio che si svuota della propria divinità, si fa come l'ultimo degli uomini, cioè si fa mortale. Ma questa è una storia il cui fulcro è Dio che muore in Dio. Ricordate la Trinità di Masaccio in Santa Maria Novella? Il Dio Padre è una delle cose più tremende, ma è una storia. Dio Padre che è una specie di viso pietrificato, che lascia essere il figlio crocifisso, cioè lascia morire suo figlio, e questo non precipita il tutto nell'assurdo, perché c'è quella colomba, quel frullo quel bagliore, quel bianco, che è il bianco dello spirito, che misteriosamente dà senso, lega il tutto e dà senso al tutto. Questa scena che la teologia riformata, la teologia della Riforma ha sfruttato lungamente e ha chiamato il Gnadenstuhl. Gnadenstuhl vuol dire Stuhl, il trono, Gnaden di grazia. Questo Gnadenstuhl, questo trono di grazia, è Dio che muore in Dio. Bene, il Gnadenstuhl lo troviamo nel passo di Nietzsche, della Gaia Scienza, dove si annuncia la morte di Dio. Nietzsche presenta l'uomo folle che va nella piazza del mercato e dice a tutti gli altri sapete la novità?
Qual è la novità? Dio è morto, e quelli si mettono a ridere, dice, cioè viene a dire ora, è da un pezzo che Dio è morto, come se noi non lo sapessimo. Sono già oltre. Ma l'uomo folle li lascia ridere, si scrolla la polvere dai calzari o qualche cosa del genere e dice, ma non capite proprio niente. Quello che c'è da capire nel mio annuncio dovranno passare dei secoli prima che l'uomo capisca davvero qual è la posta in gioco, di che cosa si tratta. Commentando quel passo, e lì finisce la Gaia Scienza, commentando quel passo Heidegger, che sarà Heidegger quindi ormai colpevole di tutte le colpe, quasi impronunciabile, non più politicamente corretto citarlo, ma però commentando quel passo Heidegger dice Nietzsche non fa che riprendere lui era figlio di pastori, ricordatevelo, dice Heidegger, Nietzsche, e conosceva il Gnadenstuhl, il trono di grazia, la morte di Dio in Dio, e sapeva anche tutto quello che significava Dio che muore in Dio. Ecco, la morte di Dio, che è alla radice del nichilismo, va compresa a partire da quel racconto, a partire non solo dalla discesa cenotica di Dio nell'umano, ma a partire dalla morte di Dio in Dio. E che cosa questo voglia dire? Secondo Heidegger, io credo di poterlo tradurre, e qui vengo già alla tua domanda, dicendo Dio che muore in Dio è il sacro che nel momento in cui muore, il momento non c'è più. E non c'è più perché i nostri ragazzi non sanno più neanche chi è Dio, figuriamoci un po' se tu gli parli della teologia trinitaria, magari di Hegel, magari non sanno neanche, chiedetegli quali sono le tre persone dello Spirito, le tre persone della Trinità, non sono poi così tanti quelli che ve le sanno nominare, e quindi siamo al di là del sacro, ma il fatto è che per quanto si vada al di là del sacro, è pur sempre il sacro che incontriamo, o meglio, è pur sempre il problema del sacro che incontriamo, magari in forma totalmente laicizzata, dove di Dio non c'è più nulla. La forma totalmente laicizzata dell'incontro con il sacro, sempre e comunque, c'era data Kant. Lui ne ha fatto una versione puramente morale, dove non c'è più Dio, Dio proprio, ed è la massima che dice, ricordati di trattare l'altro uomo sempre e soltanto come fine e mai unicamente come mezzo. Scusate, sempre e anche come fine e mai soltanto come mezzo. Perché il fatto di trattarsi gli uni gli altri come mezzo va benissimo. Gli studenti trattano come mezzo il professore per imparare delle cose che magari non sapevano. Il professore tratta come mezzo gli studenti per fare il suo lavoro e dire quello che ritiene doveroso e così via. Quindi non c'è male in questo. C'è male laddove io trattassi l'altro unicamente come mezzo e dimenticassi che è anche e soprattutto un fine a se stesso, non un fine come io me lo immagino per lui. Ora, non è quello che si dice quando si dice attenzione, tu non devi crearti un homunculus o un uomo a tua immagine e somiglianza, o un uomo che corrisponda non al suo progetto di vita, ma al tuo progetto di vita. Un uomo meglio attrezzato, che le biotecnologie ti hanno permesso di creare più forte, più bello, più intelligente, più tutto. Questo è l'incontro con il sacro nel mondo dove del sacro, in senso tradizionale, nel senso di cui ci hanno resi informati le religioni, non è più nulla. E mille ragioni a dire, guarda che i nostri figli non ne sanno proprio e non ne vogliono sapere. Ma non ne vogliono sapere perché la parola Dio gli dà fastidio, e forse hanno anche ragione loro. Ne abbiamo abusato, ne abbiamo parlato troppo.
e quindi non la vogliono più usare. Ma il contenuto resta quello. Ricordati che l'uomo è fine a se stesso e non mai soltanto un mezzo. Là dove diventasse soltanto un mezzo per realizzare, sia pure con le migliori intenzioni, un progetto di vita, tu qui violi l'inviolabile. E violare l'inviolabile è il sacro. Il sacro non è nient'altro che violare l'inviolabile. Allora, Sloterdijk arriva e dice inviolabile, ma non c'è più l'inviolabile. Perché dovrebbe essere inviolabile? Perché la dignità dell'uomo appartiene è un retaggio di un umanesimo o di un umanismo che non è più il nostro. E il suo argomento è forte. La scienza, dice Sloterdijk, quello che può fare, avendolo scoperto fattibile, lo fa. Prima o poi, quello che la scienza ha scoperto fattibile, tranquilli, lo farà. Perché questa è la logica della scienza. E la storia gli dà ragione. Così è avvenuto. Prima o poi quello che è fattibile viene fatto. Da questo punto di vista, non solo da questo punto di vista, Sloterdijk ha delle forti frecce al suo arco per teorizzare che anche la massima kantiana deve essere superata, perché siamo al di là della massima kantiana, perché siamo in un mondo, il mondo delle sfide che ci aspettano, è il mondo dove è possibile creare un uomo come noi vogliamo che l'uomo sia. Può darsi che Sloterdijk abbia ragione, però può anche darsi che la massima kantiana, ormai ci siamo scordati Dio, il suo nome, non ce ne importa più, ma la massima kantiana risorga sempre di nuovo, si riproponga. Io vorrei che questo fosse concesso, non aver ragione. Cioè, bisogna stare dal punto di vista della religione perché lì è la verità. La verità è che comunque ha torto il pensiero unico, il pensiero che mi dice solo la scienza, il pensiero che mi dice la religione oramai è cosa del passato. Questo è il punto. Io voglio che si riservi alla filosofia, al discorso filosofico, la possibilità di dire sia una cosa sia l'altra, di pensare la verità al plurale, che è una cosa difficile pensare la verità al plurale, di pensare che la verità potrebbe avere una valenza ontologica, adesso scusate se uso dei termini tecnici, ma poi spiego esattamente cosa voglio dire, abbia una valenza ontologica, ma anche una valenza escatologica. Mi spiego. La verità, in senso ontologico, qual è? È la verità della scienza, che ci dice come stanno effettivamente le cose. Poi direte, adesso i più raffinati, no, ma la scienza però usa un certo simbolismo, non è esattamente dire come stanno le cose. La scienza dice come stanno esattamente le cose. Questa è la verità ontologica. È la verità che rispetto alle grandi domande dà delle precise risposte. Chi siamo? Siamo figli del caso. Siamo figli di un processo di selezione naturale governato da leggi, ma che provengono da una casualità assoluta. Big Bang e poi è incominciata una certa storia, la nostra storia. Quindi alla domanda chi siamo, io devo dire, perché non è soltanto un'ipotesi, io devo dire siamo figli del caso e della verità. Così come la verità dire che siamo mortali, cioè che la nostra vita di figli del caso si svolge per un certo periodo di anni, molto pochi rispetto al grande anno della storia universale,
per finire, domanda, dove andiamo? Nel nulla. Questa è la verità ontologica e non è aggirabile, non è che io posso immaginare, sì, però la religione vede quello che la scienza non vede, c'è un disegno sotterraneo intelligente, no? Il famoso disegno intelligente. Questa è fuffa, sono fanfaluche, che non hanno nessuna verità ontologica. Però io dico, certo, dal punto di vista dello stato dell'arte, noi siamo figli del caso, destinati a morire e a finire nel nulla. Ma dal punto di vista escatologico, della fine dei tempi, non è detto che io, che ciascuno di noi, possa alla fine riconoscere di essere figlio di Dio. Non è detto. Perché? Perché il mondo nato dal caso, lasciato essere, frutto di libertà, eccetera, eccetera, rivela un suo senso. Tutto ciò che è accaduto non è insensato, ma è sensatissimo. Ha un senso, che adesso non lo so quale sia, e mi guardo bene dall'identificarlo, da dargli un nome a questo senso. Ma ci potrebbe essere una verità escatologica che mi autorizza a dire sono figlio di Dio. Sono due piani veritativi, due piani di verità molto diversi. Ma perché l'uno deve escludere l'altro? Non è detto da nessuna parte. Io chiedo che l'uno non escluda l'altro. Sloterdijk e tutti coloro che io taccio di scientismo ritengono che l'uno escluda l'altro. Io mi professo per una filosofia in cui la verità sia declinata al plurale, in cui si possa parlare di verità ontologica, di verità escatologica, addirittura di verità simbolica, di verità formale, cioè quella di una formula matematica che non corrisponde a niente, però è in se stessa e così via. Ritengo che questa sia una sfida, oggi va di moda questa parola sfida, prendiamo una sfida che la filosofia deve accettare. Se l'accettasse potrebbe fare dei bei passi avanti, quantomeno sul piano della tolleranza. Cioè potrebbe accadere, come accade stasera, che ci si intenda, immagino che qui ci siano gente interessata alla religione, gente che invece vorrebbe la religione bruciarla, ma bene, benissimo. Verità al plurale. Allora, lei mi chiedeva, ma Sloterdijk è leggibile o no? Secondo me no. Ma non perché non mi piace, ma perché è terribilmente complicato. Tanto che ogni volta che lo riassumo ho il dubbio di averlo riassunto, e magari l'ho riassunto. No, hai dato chiarezza al suo pensiero, sono completamente... Bene, ringraziamo ancora il professor Givone, grazie a tutti e buonasera. È una serata molto intensa.